Il centrodestra parla di giornata storica, il centro-sinistra boccia il DDL Calderoli puntando il dito contro tempistica e mancanza di risorse. Le due facce del voto di ieri al Senato sull'autonomia differenziata in attesa che il disegno di legge approdi alla Camera. Lega e Fratelli d'Italia respingono al mittente le critiche di chi sostiene che l'autonomia farà aumentare le disuguaglianze tra regioni. Se noi abbiamo le persone competenti, brave, e ci sono, attenzione, ci sono in tutta Italia, perché è proprio questo il ragionamento, se riuscissimo a sviluppare le materie attraverso le persone, le idee delle persone, soprattutto le risorse, migliorerebbero tutti. E chi non vuole uno Stato moderno probabilmente si tiene arroccato. La Schlein abbiamo capito che darà battaglia, ma non ha capito che i suoi del PD all'interno del referendum hanno votato per questa riforma. Sul rischio spaccature tra nord e sud del paese interviene anche il presidente ANCI Veneto Conte. Già oggi ci sono delle differenze sociali evidenti, quindi è lo Stato, spiega il sindaco di Treviso, che non è in grado di garantire gli stessi servizi ad ogni regione. È giusto che ogni regione abbia maggiore autonomia nella gestione delle proprie competenze, fermo restando che i veneti comunque proprio da Costituzione continueranno a sostenere anche quelle regioni che oggi magari hanno delle difficoltà. È vero che vogliamo un paese ad una sola velocità, però consentitemi di dire che non sia la più lenta. La Lega deve abbandonare gli antichi argomenti e accontentarsi di una sorta di baratellum tra autonomia e premierato, il commento del senatore PD Martella. Sono certo non sarà destinato a durare e che oggi prevede una sorta di scatola vuota senza risorse finanziarie e senza scelte che possono incidere davvero, come ci sarebbe stato bisogno, nell'economia e nella società del Veneto. Partito Democratico come azione che non boccia l'autonomia, ma questo tipo di autonomia. Facciamo l'autonomia che sia utile per le imprese, facciamo l'autonomia che sia utile per i cittadini. Allora parliamo di subito poche materie, 8 materie su 23, facili da definire. Se l'autonomia invece diventa responsabilizzazione degli amministratori, e non mi pare che in questo momento ci siano grandissimi segnali in termini di premiare le amministrazioni virtuose rispetto alle amministrazioni che non sono virtuose da parte di questo governo, noi potremmo anche essere d'accordo, ma diciamo la verità, questa in qualche modo secondo me è una legge quadro che serve a prendere tempo.